loro hanno anche un lavoro e quindi si possono pagare un affitto come tutti quanti gli altri. Gli italiani ormai hanno stipendi da 900-1200 euro, quello è lo stipendio. Non possono accampare che allora, visto che ho 1000 euro di stipendio, vado a occupare una casa del comune. Tutto quello che c'è da raffare, questi arraffano. Noi non possiamo accettare queste cose. Siamo in un quartiere civile, vogliamo tranquillità, vogliamo sicurezza, vogliamo insomma le cose in ordine. I residenti del Pertini sono arrabbiati e preoccupati. Il problema delle occupazioni abusive sembrava risolto, invece non è così. Motivo per cui sabato scorso si è svolta un'assemblea a cui ha preso parte anche il senatore veneziano del Partito Democratico Ferrazzi. Ho aspettato 27 anni per avere una casa del comune con lo sfratto. Siamo stanchi di queste occupazioni. Io posso dire al comune che dovrebbero darsi da fare e assegnare questi appartamenti liberi per ovviare a questo. Questa per me è una prevenzione. Assegna, ci sono persone che ne hanno bisogno e le case non vengono occupate. Si ha anche paura perché non sai chi è che occupa la casa. Io alle 3 di notte mi sono svegliata, quando sono venuti a occupare quella sopra ho chiamato i carabinieri che dopo hanno murato la porta, un'altra casa sistemata con le sovvenzioni europee, per cui adesso? Quella a destra, quella a sinistra, c'è quella sotto, quindi sono circondata da case vuote e c'è l'invasione fra l'altro degli insetti, calabroni, vespe. Sono costretta io da un mini scavalcare dalla camera e andare a distruggere le vespe che si formano sulle finestre. Non c'è controllo. Se non li consegni questi appartamenti sono come il miele che attirano le mosche. La colpa è di chi non fa queste assegnazioni. Noi non vediamo l'ora che le case vengano assegnate, ma non in questo modo. Questo è un modo illegale di entrare, di forzare e non accettiamo che avvenga fatto in questa maniera. Noi siamo per la legalità. Come avete sentito, anche l'appello, la richiesta dei residenti al Comune di Venezia è chiara. Assegnate gli appartamenti vuoti, altrimenti qualcuno li occuperà.